Carlo Vanoni, uno storico dell'arte, viene a presentare a Taranto un'opera importante, un libro importante. Ho scritto Tamo sulla tela, la storia dell'arte in 12 profili di donna. È un libro importante perché è pubblicato da Solferino, che è la casa editrice di proprietà del gruppo Cairo, che ha rilevato il Corriere della Sera, e che quindi attraverso questa operazione ci consente di fare anche una promozione del territorio serrata mediante lo sguardo, gli occhi di una persona che si intende d'arte. E allora abbiamo scelto di lavorare in stretta sinergia con tutti coloro i quali secondo noi rappresentano la cultura a Taranto a livello istituzionale. Quindi abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di essere come sempre disponibile per collaborare a queste iniziative, quindi ci sarà il vice sindaco e assessore alla cultura Fabiano Marti, che si è detto entusiasta di questa cosa e ha messo a disposizione l'organizzazione dell'evento. E poi ci ospiterà un altro luogo importante della città di Taranto, che è il Museo Diocesano, il MUDI, e mediante Don Francesco Simone, che lo dirige, e ci ha messo a disposizione lo spazio. Abbiamo scelto di non pensare l'evento come un evento nostro, esclusivo, e abbiamo scelto di condividerlo con tutti gli attori, con tutti quegli attori istituzionali. Ultimo ma non ultimo, a proposito di attori istituzionali, abbiamo cercato di coinvolgere, sebbene difficile in questo momento, ancora incerto, ma lo facciamo con l'intenzione poi di continuare, la rete di scuole Taranto Legge, che si è detta entusiasta mediante le professoresse che organizzano un po' queste presentazioni, e hanno raccolto la sfida della partecipazione a questo evento. L'evento si terrà domenica 13 settembre alle ore 19 al MUDI. Ovviamente i posti saranno limitati, fino ad esaurimento posti ci si potrà accomodare. La presentazione prevederà la moderazione della giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Maristella Massari. Insomma, abbiamo cercato di condividere con tutti gli attori istituzionali questo evento.